Messo la faccia, quindi tra di voi non ci sono furbetti, ma ci sono brave persone che vivono con la pensione, che vivono con lo stipendio, quindi sono orgogliosa di conoscere ognuno di voi. Io abito in una casa ATER, sono una mamma single, ho una figlia e vivo da 20 anni in questa casa ATER. Ho sempre presentato il 730, ho sempre fatto l'ISEE, perché essendo una ragazza madre ho dei diritti. Che cosa significa? Che non riesco ad arrivare a fine mese e quindi magari mi passavano qualche buono pasto a mia figlia, magari i centri estivi, e pago un affitto di 256 euro, che non sono pochi, premetto, non sono pochi. Però dico, va bene, è giusto, se presentando il mio 730 questo è l'affitto che devo pagare, da persona ignorante ho sempre pagato. A luglio mi è arrivata questa raccomandata spedita dall'ATER, dove mi fanno pagare 400 euro di affitto. Capirete che la cosa mi ha un attimino preoccupato. Ma come faccio io a pagare 400 euro di affitto? Poi ci sono le spese condominiali, acqua, luce, gas. Va bene, la spesa posso spendere anche pochino, mangiare sempre la pasta asciutta, in ferie non ci vado, al cinema non ci vado, a mangiare la pizza non ci vado, ma io continuo a fare una vita da miserabile, sono una miserabile. Loro mi dicono che hanno fatto questo calcolo con un algoritmo che nemmeno loro sono in grado di capire, perché io, avendo un ISEE di 15.000 euro, come posso pagare 400 euro di affitto? Vi spiego la bufala. Mia figlia 3 anni fa ha fatto un incidente, è stata tirata sotto da una macchina, si è spappolata un piede, è stata indennizzata con 20.000 euro e sono di mia figlia, non di Zaia, sono di mia figlia, oltre al danno la beffa, e questo è il mio patrimonio. Ma stiamo scherzando? Ma che cosa vogliono da noi? Il sangue! Ma sempre noi poveracci contribuenti che paghiamo le tasse dobbiamo soddisfare lo Stato italiano, dove Zaia prende 13.800 euro al mese, ne prendo 1.500 io con una figlia da mantenere. Ma che cosa vogliono? Cari italiani, cari abitanti delle case ATER, è ora che ci svegliamo fuori, siamo i gilet arancioni la prossima volta, vi voglio vedere tutti con i gilet arancioni, vi voglio vedere lottare per i vostri diritti, perché noi siamo persone oneste e tutti quei furbetti che ci sono nelle case ATER, denunciamoli! Io sono stata aggredita da uno perché attaccavo i volantini nelle case ATER. Secondo voi perché mi ha messo le mani addosso? Perché non si merita di stare lì dentro, perché è un furbetto. Quindi gilet gialli, presenziare ad ogni manifestazione. Questo Stato ci deve riconoscere i nostri diritti. Noi non possiamo pagare per il resto del mondo, perché loro facciano la bella vita. Noi abbiamo il diritto di avere le medicine, abbiamo il diritto di avere qualcuno che ci dia una mano, abbiamo il diritto anche di mangiarci una pizza.